Il Veneto torna a parlare di rischio idrogeologico e lo fa a pochi giorni dai tragici fatti che hanno sconvolto il sud della Francia, in occasione di un summit organizzato al padiglione acque di Porto Marghera da Ambi Veneto, associazione regionale dei consorzi di bonifica. Un incontro voluto per tenere accesi i riflettori su una questione mai definitivamente risolta in Veneto, territorio che deve quotidianamente fare i conti con il dissesto idrogeologico e per la cui sicurezza la Regione ha pronto un piano di investimenti di 3 miliardi di euro. Abbiamo già richiesto in più occasioni interventi ordinari e straordinari al Governo nazionale, ci verranno concessi 153 milioni, quindi un quarto delle risorse che ha stanziato il Ministero dell'Ambiente per quanto riguarda la prevenzione del rischio idrogeologico, ma ne servono molti altri e pertanto richiediamo al Governo nazionale che ci lasci quella parte di residuo fiscale, perché 3 miliardi possono sembrare tanti, ma ricordo a tutti che la differenza fra le tasse che pagano i veneti e quello che torna indietro sul territorio è pari a 20 miliardi ogni anno. Un'emergenza costante, gestita per gran parte in questi anni dai consorzi di bonifica. Grazie all'acquisizione di un know-how molto sviluppato, i consorzi veneti oggi sono in grado di tutelare la sicurezza idrogeologica del territorio anche oltre le proprie strette competenze, sviluppando oltre 200 progetti con enti locali e privati in tutta la regione. 20 milioni di euro di investimenti, ripeto 221 convenzioni che probabilmente sono sicuramente 221 cantieri all'interno appunto di aree di non competenza dei consorzi, di non competenza della regione, ma che sono di competenza di privati e comuni. Queste 221 convenzioni dovranno anche produrre incarichi, dovranno anche produrre la produzione di 221 piani delle acque comunali, che non sono altro che gli strumenti estremamente importanti di prevenzione e di condivisione di un percorso per dare priorità agli interventi in un territorio comunale. Prevenire, d'altra parte, costa circa 10 volte meno che curare. Tuttavia, il fabbisogno di sicurezza idrogeologica continua a crescere in tutta Italia, parallelamente ai cambiamenti climatici che trasformano il territorio e rendono inadeguate le strutture idrauliche attualmente esistenti. Stiamo facendo un grande servizio al Paese presentando all'unità di missione e non solo progetti cantierabili che importanti, che servono per adeguare gli impianti di bonifica, gli impianti idrovori che oggi non sono più adeguati al cambiamento del territorio a causa di una forte e scellerata urbanizzazione e dall'altra parte dei cambiamenti climatici che fino a qualche anno fa potevamo aspettarceli e dire che stavano per arrivare, oggi siamo in piena emergenza di cambiamenti climatici e quindi dobbiamo affrontare questo tema in fretta per dare le risposte a un territorio cittadino che ne ha da una parte l'esigenza ma dall'altra ne ha anche il diritto.